ringrazio voi perché ovviamente sono queste le riunioni che danno la forza e il coraggio di fare quello che stiamo facendo, perché come potete immaginare ce ne sono altre un po' più difficili, un po' meno, insomma, evitiamo gli aggettivi. Bello anche sentire finalmente i rappresentanti della Lega, che non sono quelli là, che hanno poco a che fare con i diritti dell'uomo. Io credo che dal comune voi vi aspettiate soprattutto una cosa, quella di avere una maledetta opportunità anche qui. Io non ho nessuna paura quando vedo un ragazzo napoletano che va fuori, lo dico con franchezza, perché sono convinto intanto che girare fa crescere, che l'esperienza che voi farete vi cambierà, in pochi giorni diventerete delle altre persone, molto più forti, molto più capaci, molto più convinte delle vostre individuali capacità. E noi abbiamo bisogno di persone così, certamente ne abbiamo bisogno qui, e quindi il nostro lavoro collettivo, ma individuale anche mio, è quello di dare poi delle occasioni a noi. Personalmente io, da ragazzo, il mio sogno era fare il giornalista, ci sono riuscito, ho lavorato con Montanelli, ho lavorato con Scalfari, ho superato i miei sogni da ragazzo, ma l'ho fatto per me. Quando ho avuto l'occasione di tornare a Napoli l'ho fatto volentieri, perché senti dentro, no volentieri, qualcosa in più, perché senti dentro una cosa che operare per la propria crescita individuale è sentirsi dimezzati. Se non sta crescendo attorno a te anche il territorio comunque vuoi bene. Ecco perché il pianeta è uno solo, piccolino, è importante l'Eritrea, è importante la Russia, è importante ogni angolo di questo pianeta ed è importante che impariamo a vivere bene insieme. Ma non dobbiamo dimenticare le nostre radici in questo posto. E quindi il mio augurio è: andate lì, fatevi forte della vostra esperienza e poi tornate a insegnarci come si fa. Grazie.